Il Buseto si conferma la bestia nera del San Giovanni Gemini, almeno per questa stagione. Sia all'andata che nella gara di ritorno i biancoverdi hanno stoppato sul pareggio i quotati avversari. Il San Giovanni Gemini, gara nelle immagini, non è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio. Tabasso e compagni, per ben 2 volte in vantaggio, non hanno saputo difendere il golletto di differenza e alla fine hanno conquistato un punto che muove di poco la classifica. Il Gemini è senza parecchi squalificati ma tiene bene il campo. Nel primo tempo è il Buseto a fare la partita e sfiora il vantaggio in un paio di occasioni. I biancorossi lottano su ogni pallone ma in contropiede provano a mettere in difficoltà i padroni di casa. 0-0 all'intervallo. Nella ripresa il Gemini è più determinato e al 65esimo passa in vantaggio con Ceruso. Il Buseto non si scoraggia e agguanta il pari al minuto 75 con Virzì sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 60 secondi dopo ancora Ceruso riporta avanti il San Giovanni Gemini. Assedio finale dei padroni di casa, ma la difesa ospite regge l'urto. Poi al minuto 86 l'arbitro Schillaci di Enna assegna un calcio di rigore tra le proteste del Gemini al Buseto. Rallo realizza il definitivo 2-2. Vogliamo degli investimenti seri, e seri significa non sono 20 posti di lavoro, perché